Il papà per un napoletano è un insieme di cose. La cosa più importante è sempre la mamma. Il papà deve solo cacciare i soldi. O padre, non si può lamentare mai con nessuno. È la famiglia. È il pilastro della famiglia, è la persona che ci sostiene a me, mia mamma e mia sorella. È una figura molto importante che mi ha insegnato l'educazione e tante altre cose. La persona su cui fai affidamento per qualsiasi cosa. Poi ti ha insegnato anche la fede calcistica per il Napoli, l'amore per il Napoli. La figura paterna in generale credo che sia il pilastro della famiglia, la base dove tu comunque ti appoggi, il punto cardine. Come dice il grande Nino D'Angelo, o padre, non si può lamentare mai con nessuno. A da fu forte, a da fu padre. Il papà per un napoletano è un insieme di cose, è quello che comunque ti dà la retta via. Il papà deve solo cacciare i soldi. Solo il papà c'ha la mansione dei soldi, papà, chiamano papà i soldi. Il papà è una cosa sacra. I consigli quando io ero ragazzino, quando mi dava un consiglio mio padre, io lo ascoltavo. Adesso è cambiato un po', la tipologia è cambiata un po'. È la famiglia, è tutto. Io sono figlia di genitori separati. Però per me la figura di mio padre è sempre stata importante, anche il compagno di mia mamma per me è diventato un papà. Il padre è una guida, a parte tutto il resto che ci riempie la vita, è la guida delle persone, almeno per me è stato così. Secondo me è un punto di riferimento, è un porto sicuro che ti aiuta sempre, in qualsiasi momento della vita. Poi soprattutto a Napoli c'è il culto della famiglia, quindi è una figura ancora di più di riferimento per me. Ti voglio bene papà, è la persona più importante della mia vita. Ti voglio tanto bene. In cuor mio lui sa il bene e l'amore che ho per lui.